Siamo qui con il dottor Scianò, segretario del Fronte Nazionale Siciliano, che si presenta alle elezioni del 28 ottobre 2012 per l'elezione del deputato del Parlamento siciliano nella lista dei Forconi Mariano Ferro, presidente. Dottore Scianò, la situazione del turismo in Sicilia. Noi abbiamo denunziato tante volte che è fallimentare, ma non perché non si siano fatti piccoli progressi o piccoli provvedimenti che hanno migliorato la situazione del turismo magari rispetto a 10, a 15, a 20 anni fa, non per questo, ma perché manca una strategia siciliana per il turismo siciliano e i numeri finali sono fallimentari. Io abuso della pazienza di chi mi ascolta portando l'esempio di Malta. Malta ha il numero di turisti che ha la Sicilia in un anno, cioè Malta ogni anno ha 12 milioni, 13 milioni di turisti, quanti ne ha la Sicilia? E siccome Malta è molto più piccola, ha un'offerta turistica molto più limitata, anche dal punto di vista dei beni archeologici, dei beni artistici, del tempo libero, eccetera, faccio una parentesi, c'ha dei casinò, ma non sono quelli che hanno fatto la differenza per la Sicilia. Quello che fa andare male il turismo siciliano è proprio la mancanza di larghe vedute, la Sicilia non viene posta sul mercato internazionale. Noi siamo convinti che se la regione siciliana avesse il coraggio di essere siciliana e ponesse veramente sul mercato internazionale la Sicilia per quella che è, i turisti verrebbero nel numero minimo, io dico di 100 milioni l'anno, ma affronterebbero anche le spese per fare nuovi alberghi, nuove strutture, nuove infrastrutture, così come è avvenuto in altre parti del mondo, in cui si ha il coraggio di avere la propria identità. Poi diciamolo francamente, il popolo siciliano è un popolo ospitale, un popolo gentile, un popolo corretto verso i turisti. Certamente ci sono delle minoranze, delle fasce minoritarie che imbrogliano, però quelle vanno tagliate fuori, ci vuole sempre una sorveglianza sul turismo. Poi, per quanto riguarda la destagionalizzazione del turismo, questo è importante perché la Sicilia dovrebbe avere anche 12 mesi su 12 mesi di turisti l'anno. Il turismo a Taormina è nato d'inverno. Ecco, e io vorrei dire proprio questo a proposito di Taormina, che la nostra politica non è basata, chi mi ha ascoltato altre volte lo sa, non è basata sul casinò di Taormina o sui vari casinò che si potrebbero aprire in Sicilia, in ogni zona di particolare interesse turistico. No, non è basata su quella, ma non c'è dubbio che i turisti si fanno influenzare anche dalla presenza o meno sul territorio di un casinò. E non è un caso che proprio nel sud e in Sicilia non ci siano casinò. È una vergogna e dimostra come la nostra classe politica, sia a livello siciliano, sia a livello italiano, sia a livello europeo, è asservita di fatto agli interessi estranei alla Sicilia. Perché è paradossale vedere come in Italia ci siano 4 o 5 casinò soltanto nel nord Italia, mentre in Sicilia non si consente di riaprire a un casinò che fu aperto legittimamente tanti anni fa e che diede grandi risultati. Ora certamente io lo ripeto a me stesso e lo ripeto anche agli altri, certamente non può essere basata solo sui casinò il turismo, ma noi diciamo che siccome in Francia in ogni provincia c'è un casinò, siccome i paesi ex Jugoslavia sono tutti dotati di casinò, non c'è dubbio che si verifica una concorrenza sleale. La concorrenza sleale si emargina la Sicilia proprio per mancanza di strutture che diano d'inverno e d'estate ai turisti giramondo la possibilità di giocare. Ecco, questa è una carenza della quale accusiamo la nostra classe politica perché è in contrasto, è incostituzionale. Sembrerà un paradosso, diceva come il gioco costituisce un fatto certo, è incostituzionale perché si agevola l'economia del nord Italia e si danneggia quella di tutto il resto. Insomma, questa è una delle cose che quando si fanno statistiche, quando si fanno discussioni, dibattiti, la Lega omette di dire. Ma quello che è grave è che ometta di dirlo anche la classe politica siciliana che qui fa finta di essere sicilianista, eccetera. È una vergogna. E io proprio su questo punto voglio dire, fratelli siciliani, stiamo attenti perché vestiti da sicilianisti, cioè dietro
veste di agnello, là, dietro la pelle dell'agnello c'è il lupo rapace. Stiamo attenti, perché quelli che vogliono pugnalare, oggi come oggi, modernizzando la lotta politica, rendendola sempre più spregiudicata, quelli che vogliono pugnalare alle spalle della Sicilia si vestono da sicilianisti, quelli che vogliono il ponte sullo stretto, proprio per cancellare anche geograficamente la Sicilia, si vestono da sicilianisti, quelli che vogliono dividere in tre la Sicilia, si vestono da sicilianisti, e questo è inammissibile. Leggete negli occhi, leggete nel cuore, leggete nei documenti che si pubblicano chi sono i veri sicilianisti e chi sono i falsi sicilianisti. Io mi permetto di dire che il Fronte Nazionale Siciliano Sicilia Indipendente partecipa alla lista dei forconi proprio per fare il popolo dei forconi, Mariano Pedro Presidente, proprio per essere meglio e di più al servizio del popolo siciliano, al servizio della nazione siciliana. Grazie. Va bene, grazie a lei, dottor Scianò.